i soggetti con i numeri più bassi, cerca di difendere lo steccato Tudor con Marcello Mazzarini che ha già siglato 3 derby con Golden Top, Chery ed Ercole AC. Velocissimo nella scia del mezzo meccanico è Tid Line SM che insidia la leadership di Tudor e sbaglia l'allievo di Marcello Mazzarini, dunque a via libera Tid Line SM con Giuseppe Pietro Maisto mentre cerca di serrare sotto Tom De Sousa. È squalificato Tudor, in terza posizione è il favorito Tinak Mo, mentre per corsie esterne sta avanzando Top Capi AS. Ora Tom De Sousa ha ricevuto via libera dal compagno di allenamento Tid Line SM, conduce di buona lena mentre dalla seconda fila ha avuto un avvio veramente brillante Tisserand OM con Mauro Baroncini, la cui scia è stata rilevata da Top Capi AS. I cavalli affrontano la seconda piegata con Tom De Sousa sempre in vantaggio, avendo all'esterno Tisserand OM in corda e Tid Line SM, poi Top Capi AS, mentre ancora allo steccato segue Tinak Mo con Biagio Loverde. Andatura sostenuta, cadenzata dal battistrada Tom De Sousa, sempre incalzato da Tisserand OM in corda. Vediamo Tid Line SM, mentre Top Capi AS ha superato il cavallo di Mauro Baroncini nelle prime posizioni, anche Tac Tac che chiude al suo interno Tinak Mo. Ora anche Marcos Morgon cerca di aggirare col suo Tac Tac il calante Tisserand OM, è stato prevenuto da Tinak Mo. Ultimi 700 metri di gara con Tom De Sousa sotto la minaccia di Top Capi AS che però rompe, poi viene rimesso da Roberto Andreghetti, si infila in un varco propizio Tinak Mo, dunque Tom De Sousa in vantaggio nei confronti di Tinak Mo. È la fase risolutiva della corsa con l'avanzata in terza posizione di Top The Gun ed Enrico Bellei in quarta posizione, sempre Top Capi AS preme Tinak Mo su Tom De Sousa, addirittura d'arrivo Biagio Loverde, Tinak Mo sembrano padroni della situazione ma si devono difendere dall'attacco di Top The Gun al centro della pista. È un arrivo stupendo con Tinak Mo che vola incontro al suo derby e vince Tinak Mo nei confronti di Top The Gun, poi Tom De Sousa, Top Capi AS. Quindi abbiamo visto tagliare il traguardo Tasis.